Da 4 anni le scuole del Veneto perdono iscritti, ma quest'anno l'emorragia sarà allarmante. A settembre nelle classi della regione mancheranno 6.616 alunni, meno 1.755 nell'infanzia. La provincia maggiormente colpita è Vicenza, con meno 1.521 bambini, seguita da Treviso. I dati del Veneto disegnano un vero e proprio crollo, specie se confrontati con le cifre nazionali che registrano una diminuzione di 21.000 studenti, il che significa che poco meno di un terzo del calo di tutta Italia si è verificato in Veneto. E la maggior parte delle defezioni si registra nelle scuole dell'infanzia e nelle primarie. Sicuramente nei prossimi anni, data la decrescita delle nascite, avremo sicuramente delle deflazioni rispetto alle iscrizioni. La crescita di iscritti si è inesorabilmente fermata 4 anni fa e poi è iniziata la discesa. Bassano al momento regge il colpo, probabilmente perché a mancare sono le nascite, mentre nelle città capoluogo, oltre al calo delle cicogne, si aggiunge la partenza delle famiglie straniere. I numeri ora a Bassano non sono importanti, ma il tracollo arriverà anche qui nei prossimi anni. Nei prossimi 4-5 anni i numeri dell'età dei bambini, delle nascite sono sicuramente in deflazione, per cui dovremo pensare a una risistemazione e un ridisegno delle scuole bassanesi.